Sono molto contento, emozionato direi, perché quando si parlava di Olimpiadi fino a qualche anno fa ci ridevano dietro, come Lega le abbiamo fortemente volute, con Zaia, con Fontana, e adesso si tocca a comando che le Olimpiadi non saranno solo un grande evento sportivo, con turisti, con sportivi, con 3 miliardi di persone che nel mondo guarderanno le nostre Dolomiti, ma lasceranno anche sui territori una vita migliore, quindi varianti, gallerie in Veneto, in Lombardia, per togliere traffico dai centri, restituire ai ragazzi la possibilità di giocare, piste ciclabili, più sicurezza, meno traffico, meno smog, meno code, e quindi è il modello dei grandi eventi che però lasciano qualcosa di bello, di positivo, di atteso da decenni sui territori. Ringrazio i cittadini che stanno portando pazienza, perché è chiaro che quando hai dei cantieri, quando hai 500 operai al lavoro, un po' di pazienza la devi avere, però fra pochi mesi qua in Cadore cambia completamente il volto del paesaggio, e quindi sono davvero contento. I tempi sono rispettati, l'obiettivo è entro la fine dell'anno di far passare le macchine, i camion, non più nei centri storici ma di fuori. L'obiettivo è questo, ovviamente con tutte le complessità. Sono stati trovati reperti archeologici e farfalle e aglio selvatico, non c'è mancato nulla, però le imprese hanno lavorato veramente bene. Ministro, citava L'obiettivo per le Zaia. 3 varianti. Assolutamente sì, chiudere tutte e 3 le varianti, ovviamente non solo per le Olimpiadi, che sono a inizio febbraio, ma per la stagione sciistica, mettiamola così, di averle disponibili e quindi far respirare queste comunità per il prossimo inverno. Ministro, citava Zaia, il governo è d'accordo a spostare le elezioni al prossimo anno dopo le Olimpiadi? Ma io non sono il governo, io sono il vicepresidente del Consiglio, il segretario della Lega. Secondo me ha senso. Ha senso innanzitutto perché Luca Zaia è stato uno dei protagonisti che prima di altri e più di altri ha creduto in questo evento, e quindi permettergli di inaugurare a Milano e di chiudere a Verona le Olimpiadi sarebbe, secondo me, rispettoso del suo grande lavoro. Poi non è che 6 mesi più o 6 mesi meno cambiano la vita, sapete come la penso. Fosse stato per me non ci sarebbe un limite ai mandati, né per i sindaci né per i governatori, perché se uno è bravo lo rieleggono, se uno non è bravo anche un solo mandato è troppo. Però già sono contento che siamo arrivati a questo punto. Hai in programma altre visite sul territorio per vedere l'andamento dei lavori? Sì, ci sono stato l'estate scorsa, ci tornerò fra un mese. Si troveranno gli operai a monte a valle e cadrà il diaframma, e quindi la galleria sarà un unicum. Ritornerò sicuramente, così come sono stato sull'alta velocità a Vicenza, sono stato in fiera a Verona, sono stato a Venezia per l'autorità di Laguna e il Mose. Quindi diciamo che in Veneto abbiamo cantieri aperti come mai in precedenza, e quindi stiamo investendo tanto. In merito al trasporto delle casette c'è stato un piccolo incidente qua a valle nel trasporto, qualcuno si è lamentato di qualche disagio, cosa può dire? Le aziende e gli operai stanno facendo al massimo. È chiaro che quando hai 400 o 500 operai che ti lavorano in casa, lì c'è il comune, lì ci sono i negozi, e quando passi in mezzo alle case è sempre complesso. Però parlavo con i sindaci, la gente è contentissima, perché a fine lavori ti cambia la vita, ti cambia il volto del paese, è un paese nuovo. Senta, Ministro, domani è una giornata importante perché comincia la preomologazione della pista da bob. Sì. Mi può confermare se gli alpini hanno lavorato nel cantiere di Simico per la pista da bob? Io amo gli alpini, non so se hanno lavorato nel cantiere, io sono a Cortina fra mezz'ora, e quindi ci sarà l'amministratore delegato di Simico, e ne potremo parlare se con hanno lavorato gli alpini. No, onestamente non faccio il capocantiere, faccio il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adoro gli alpini, e ovunque ci siano gli alpini io sono contento. E che ci sia una discussione sulla presenza o meno di alpini a Cortina, dal mio punto di vista è surreale, perché non vedo che tipo di fastidio possano dare gli alpini alle comunità, anzi gli alpini ovunque vadano portano serenità. Quindi ho seguito il dibattito che
mi permetta di dire, do un mio parere personale, è surreale. Sì, ma Cosa ci fanno gli alpini a Cortina? Ma viva gli alpini a Cortina, viva gli alpini Nessuno ha Cadore. detto che danno fastidio, hanno aiutato secondo l'amministratore e commissario straordinario, hanno aiutato nel cantiere. E allora, La se lo domanda dice è al l'amministratore- ministro delle infrastrutture che conosce tutto degli appalti, delle modalità, della sicurezza. Non mi sopravvaluti, non mi sopravvaluti. Secondo me ho